Al Comunale di Sanremo l'anticipo di Serie D tra Sanremese e Rignanese può essere importante ai fini della classifica. Con l'Avagnese Ponsacco l'una di fronte all'altra può essere proprio la formazione di Giancarlo Calabria a inserirsi prepotentemente nella lotta al vertice. È il motivo per cui i biancazzurri partono forte a partire forte, soprattutto Lauria, il numero 10 al settimo, aggancia col tacco un lancio di cacciatore ma trova l'opposizione di Burzagli. Burzagli grande protagonista di questa fase di gioco, il numero 1 toscano dice di no anche a Falomi ma non può nulla sul sinistro repentino di Lauria al decimo che vale l'1-0, sblocca l'incontro e fa salire il fantasista a quota 6 in campionato. Con la gara in totale controllo l'11 di casa prova a chiuderla nella ripresa, Burzagli su Lauria al quarto d'ora, poi ancora l'estremo ospite che compie un miracolo su colpo di testa ravvicinato di Longo, il 2-0. È però nell'area e allora da un calcio d'angolo generato dall'ennesimo intervento di Burzagli nel mucchio dell'area di rigore sbuca la testa di Lobosco che centra il 7 e chiude i giochi con una quindicina di minuti di anticipo. Il resto del tempo è solo per vedere un altro pezzo pregiato del bagaglio tecnico di Lauria. L'ex Parma al minuto 82 dimostra che ci sa fare anche con la testa, a dispetto dei suoi 168 centimetri di altezza. La Sanremese vince, l'Avagnese Ponsacco pareggiano, per almeno un giorno c'è un terzetto in testa alla classifica, tutto soli invece Lauria in cima alla graduatoria cannonieri a quota 7 centri in stagione.